Sostanzialmente è uno stipendio, a famiglia e a figlio, per l'acquisto del necessario per la riapertura delle scuole di questo nuovo anno scolastico. Questo sarà l'impatto per molte famiglie, in vista appunto della riapertura. Dati che arrivano dal monitoraggio annuale dell'Osservatorio Prezzi Nazionale di Federconsumatori. Un aumento del 4% per i libri e del 6,2% per tutto ciò che riguarda il materiale scolastico. Percentuali che per le famiglie si traducono in più di 1.000 euro a figlio, circa 600 euro in più per tutto il corredo scolastico e oltre 500 per i libri di testo. Sono degli importi pesantissimi, sotto gli occhi di tutti, ai quali poi si aggiungono gli aumenti noti ormai che riguardano i trasporti, anche quello scolastico, e l'acquisto di strumenti tecnologici. Più 2% rispetto al 2022 anche per PC e tablet ormai indispensabili per gli studenti. Dati che vanno ad incidere anche sulle reali possibilità di accesso all'istruzione degli studenti. Non va meglio neppure se consideriamo i valori della marca. Rispetto alla media nazionale noi ci attestiamo fra i, dati più alti, cioè nel nostro territorio gli aumenti sono stati più consistenti rispetto, ad altre città presi in considerazione. Sul valore medio rilevato, infatti, il caro scuola a Treviso è più alto rispetto a città come Milano, Palermo e Firenze. Intanto, dal Ministero arrivano alla Regione Veneto 6,3 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà. La Regione ha infatti approvato il bando 2023-2024 per la concessione del contributo regionale per la fornitura totale o parziale di libri di testo e contenuti didattici alternativi per alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. Ma da Federconsumatori il no alla politica dei bonus. Bisogna agire sul lungo periodo. Sono tutte misure che vanno bene, unite anche a quelle dei comuni e quant'altro. Il problema è che siamo di fronte a un ennesimo bonus, il problema appunto non è ormai più congiunturale, ma strutturale.